Quanto la vendete? Il prezzo non siamo in grado di poterlo dire, non è corretto nei confronti di chi ha fatto l'offerta, come pure la sua identità. Bocca ancora cucita il credito trevigiano sulle trattative per la vendita di Villa Emo. L'unica indicazione sul possibile acquirente scivola durante la conferenza stampa. Europeo lo possiamo dire, dai, va bene, così siamo sicuri. Va bene? Ecco, così non è di Hong Kong. Esclusa quindi la cessione a quella che molti avevano denunciato come la svendita ai cinesi per un bene che comunque ad oggi e per almeno altri 3 mesi è sul mercato. La data di chiusura della trattativa è 30 giugno. Comunicazione dell'atto appena il notaio l'ha rogitato, atto sottoposto a condizione sospensiva e poi ci sono i termini previsti dal decreto legislativo Urbani per l'esercizio della prelazione, quindi si va dopo l'estate. Perché, sottolinea la dirigenza, è dopo il rogito che Ministero, Regione Veneto, Provincia di Treviso o Comune di Vedelago hanno 60 giorni di tempo per aggiudicarsi comunque la Villa Palladiana. Questo quindi ad oggi il punto della situazione, con un impegno pare da parte del possibile compratore ad evitare usi poco consoni del sito, ma soprattutto a chiudere la villa al pubblico. Tutto eccetto che scuola, balera, discoteca o roba di questo genere. È chiaro che una persona che fa un investimento enorme per l'acquisto e poi fa un investimento altrettanto importante per la ristrutturazione non viene a fare un investimento, voglio dire, per il gusto di distruggere qualcosa. Geniale infine il giudizio sull'idea di Romeo Scarpa, che però l'ha portato alle dimissioni da Italia Nostra. Quel signore che ha fatto la provocazione, mi dispiace che si sia dimesso, ha avuto una grande e brillante intuizione, perché è un modo come un altro per buttare in alto la palla e cominciare a dire ragioniamo. Se voi vi ricordate, all'inizio di questa discussione su Villa Emo, il presidente Zaia ha fatto una dichiarazione e il presidente Zaia è un passo più avanti degli altri. Ha detto, noi nel Veneto ne abbiamo almeno 300. Allora, per un patrimonio così esteso, così importante, così delicato e così enorme, più energie si mettono a disposizione meglio è.